Benvenuti a Sport Business Forum 2024. Mi chiamo Sofia e sono qui per presentarvi il festival. La prima edizione di Sport Business Forum, tramite oltre 40 eventi, porta nella... Benvenuti a Sport Business Forum 2024. Mi chiamo Sofia e sono qui per presentarvi il festival. La prima edizione di Sport Business Forum, tramite oltre 40 eventi, porta nella regione europea dello sport 2024 imprenditori e grandi glorie del mondo dello sport, per raccontare a tu per tu il futuro del settore. In questi giorni, tra Montebelluna, Longarone Fiere, Belluno e Cortina d'Ampezzo, si alternano aziende, start-up, istituzioni, campioni dello sport. Tutto questo per approfondire temi legati alle Olimpiadi invernali, alla riforma dello sport, al ruolo delle donne, alla partecipazione giovanile, alla disabilità e all'inclusione sociale che lo sport può favorire. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, a nome dei promotori del festival, vorrei ringraziare i contributori, oltre a chi ha collaborato per la realizzazione di Sport Business Forum. Grazie anche ai main partner del festival e ai partner che hanno sostenuto attivamente questo progetto, ai partner di Longarone Hub dell'innovazione e ai content e media partner. Un'ultima nota, il programma è in continua evoluzione e vi ricordiamo di consultare la versione sempre aggiornata su www.sportbusinessforum.com. Ora lascio la parola a chi presenterà l'evento. Mi ero dimenticata di dirvi, sono un avatar generato con l'intelligenza artificiale. Ascolterò con grande attenzione quanto emergerà da questo incontro. Buon festival! Buonasera a tutti, grazie intanto per essere intervenuti. Mi presento, sono Massimiliano Venturi, direttore commerciale Italia di Clivet. Prima di cominciare a fare solamente due parole su chi è Clivet, permettetemi di ringraziare Confindustria Belluno Dolomiti per questa bella iniziativa che dà l'opportunità di valorizzare il territorio in cui tutti quanti operiamo. Chi è Clivet? Clivet è un'azienda del territorio, appunto. Abbiamo i nostri headquarter e stabilimenti a Feltre, qui in provincia di Belluno, e sviluppiamo, diciamo, tutte le nostre attività con più di 50.000 metri quadrati di stabilimento, che presto verranno implementati da un altro stabilimento che ne vedrà la luce e la inaugurazione fra poche settimane. Ci occupiamo principalmente di comfort negli ambienti residenziali, commerciali, industriali, eccetera, con produzioni di pompe di calore, condizionatori, sistemi per la ventilazione e rinnovo e purificazione dell'aria, e abbiamo una rete distributiva in Italia fatta da più di 40 agenzie con 200 distributori sul territorio. Abbiamo 8 filiali in giro per il mondo e distribuiamo i nostri sistemi in circa 100 paesi. Noi nella nostra attività recente, prima degli ultimi anni dove abbiamo iniziato a fare queste sponsorizzazioni sportive, eravamo conosciuti prevalentemente dagli operatori di settore e dai professionisti di questo, del nostro ambiente, chiaramente, e svolgevamo delle attività legate essenzialmente alle fiere di settore, alla stampa di settore, eccetera. Recentemente invece abbiamo iniziato un'altra attività promozionale e ci siamo concentrati molto di più su nuove attività quali campagne in radio, TV, collaborazioni con content creator e appunto le sponsorizzazioni sportive. E attraverso le sponsorizzazioni sportive, e non a caso il ciclismo e il Giro d'Italia, abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa per entrare nelle case degli italiani, perché assieme al ciclismo ci accomunano molti valori come la sostenibilità ecologica, l'attenzione per l'efficientamento energetico e soprattutto l'attenzione all'ambiente che
in cui viviamo. Quest'anno infatti all'interno della sponsorizzazione del Giro d'Italia eravamo presenti come main sponsor dello sponsor Gran Premio Fuga e sponsor del Giro Italia Women. Questo ci ha dato una grande visibilità agli utenti finali, che è un po' l'obiettivo che ci eravamo prefissati, proprio perché le nostre soluzioni in pompa di calore per le residenziali erano conosciute appunto dagli operatori ma meno dall'utente finale, e il ciclismo è stato un veicolo veramente importante. Questa sera con noi abbiamo Ivan Basso, che è un testimone anche scelto, oltre che per i risultati ottenuti, che abbiamo scelto oltre che per i risultati ottenuti durante la sua carriera ciclistica, anche per il forte legame che lui ha con il nostro territorio. E quindi vorrei farvi vedere un veloce video. Io ho iniziato a correre all'età di 6 anni, mi ha spinto mio papà, ma la spinta principale arrivava dentro di me. Per un corridore italiano, correre in Italia ovviamente corre in mezzo alla gente, quindi è una cosa veramente bellissima. La maglia rosa è una cosa bellissima, è una cosa magica. Ecco, diamo il benvenuto a Ivan Basso. Grazie Ivan. Buonasera. Buonasera a tutti. Mi metto qua. Prego. Grazie, mi presento, mi chiamo Antonio Simeoli, lavoro al Messaggero Veneto e sono lieto di fare qualche domandina a Ivan Basso, che conosco da tanti anni, perché per noi, andiamo subito a bomba, per noi friulani Basso è semplicemente il re dello Zoncolan, che è una montagna che nessuno conosceva prima di 15 anni fa, ormai 20 anni fa, perché il tempo passa, ma che, adesso qua cade il teatro, intitolato a uno che cantò il ciclismo in maniera inimmaginabile fino ad allora, che ha rubato un po' spazio alle Dolomiti, no? Anche grazie alle imprese di questo campione. Cercheremo di raccontare un po' la sua carriera, duplice carriera, perché da grande ciclista, campione, vincitore di 2 Giri d'Italia, insomma sapete, e per certi versi, per molti versi nella sua carriera ha dimostrato di essere anche una grande persona fuori dal ciclismo, per quello che ha anche superato e passato, eccetera, ma adesso ha cambiato mestiere e fa il dirigente sportivo in un momento non facile per il ciclismo italiano, quindi cercheremo di sviscerare un po' di cose. E mi fa piacere la presenza del rappresentante della Clivet, perché qui si parla, il nome Sport Business Forum, lo sport riesce anche a essere business, e Basso si è presentato qui con una valigetta, non so cosa abbia dentro, però sicuramente in testa, come ho avuto modo di parlare con lui, c'ha dei numeri che intanto inchiodano sulla sedia lo sponsor, perché vuol dire che rende sponsorizzare il ciclismo, ma che danno una luce diversa a questo sport molto amato da queste parti. Iniziamo da questo, da questa domanda. Ivan Basso va ancora in bicicletta? Allora. Perché? No, perché faccio questa domanda? Perché volevo arrivare. L'intelligenza artificiale, dice una donna ci ha detto, non potete parlare con me perché sono generato dall'intelligenza artificiale. Ecco, una cosa l'intelligenza non potrà mai fare: pedalare al posto dei corridori. Dico bene? Allora, dici bene. Allora, l'intelligenza artificiale sicuramente serve, ma prima di tutto non ti crea la passione, non ti crea
il desiderio di andare con la bicicletta. Io credo che mi ricollego a quello che dicevi, le sponsorizzazioni nel ciclismo, nello specifico di Clivet, perché ho potuto viverla in prima persona, non era solo una sponsorizzazione al Giro d'Italia, era un modo per avvicinare il ciclismo alle persone, era un modo perché il ciclismo è l'unico sport che va fuori dalla casa delle persone. Abbiamo attraversato centinaia di comuni nei 21 giorni di giro, centinaia di porte di casa, centinaia di scuole, asili, piazze piene. E chi sponsorizza il ciclismo non lo fa solo per sponsorizzare una competizione agonistica, per sponsorizzare il primo classificato, ma lo fa per portare un messaggio sociale che serve poi alle future generazioni, ai piccoli ragazzi che sognano un giorno di correre il Giro d'Italia. Io mi sono appassionato così a Verona nell'84 vedendo il Giro d'Italia, e poi ho iniziato a correre grazie proprio a quel momento, no? E quindi ritengo che è importante quello che è stato fatto proprio perché c'è un messaggio globale e che peraltro con la vostra azienda si sposa bene anche i messaggi che vogliono dare, ma in generale il messaggio sportivo è un messaggio che va da un punto di vista sportivo ma soprattutto a livello sociale, per portare i valori che il ciclismo secondo me ha faticato troppo a comunicare ciò che il ciclismo genera. Ci sono molti più valori di quelli che siamo riusciti ad esprimere fino adesso, ma soprattutto a raccontare fino adesso. Ivan, abbiamo la Clivet quest'anno ha sponsorizzato il premio Fuga e l'ha vinto un vostro corridore. Tu sei il direttore generale. Un loro corridore, nostro corridore. Sì, vostro nel senso Sì. del tuo team, la Polti Cometa, ma anche vostro perché Andrea Pietrobon è di Pieve di Cadore. Allora, facciamogli un applauso a sto ragazzo. Anche perché abbiamo capito com'è andata. Lui la mattina con la frusta, andate in fuga, perché chi va in fuga nel ciclismo, vabbè, si prende il premio, ma cosa vuol dire andare in fuga per una piccola squadra come la vostra? Fai capire un po' anche. Ma allora, è una domanda complessa, sono 2 o 3 risposte che bisogna... Certo. Allora, prima di tutto che cos'è la fuga? La fuga è un po' l'essenza nel ciclismo. Prima di tutto per un giovane soprattutto andare in fuga vuol dire trovare autostima, trovare forma, imparare un mestiere diverso dal correre in bicicletta, che è quello di vincere. Sono 2 lavori che prima impari a correre, poi impari a vincere. E andare in fuga è il modo migliore per temperarsi a questo, perché prendi il vento in faccia e migliori ogni volta che ci vai, prendi le misure sul traguardo. Detto questo, per noi, per una squadra italiana, andare in fuga al Giro d'Italia è un dovere di rispetto nei confronti degli sponsor, dei tifosi, e perché è anche l'unico modo in un ciclismo. Io credo che se una squadra ha vinto 71 gare come la UAE, agli altri non gli resta che andare in fuga e provare ad anticiparli, perché altrimenti non hai speranze di poter vincere. E poi è anche un modo per dare un significato diverso a uno sport che ha un tifo trasversale. Il ciclismo non tifa tifa tutti, tifa il primo, tifa l'ultimo, anzi tifa più l'ultimo del primo a volte. E quindi stiamo cercando di dare un taglio differente, un taglio nuovo anche, perché chi fa un Giro d'Italia, chi fa 3600 km, fa 95 ore di bicicletta in 21 giorni, non è proprio una roba semplice. E quindi bisogna cercare di premiare l'atleta che va in fuga, quello che scatta per primo, quello che vince i traguardi volanti, quello che vince i premi della montagna. Non sono tutti Pogacar, e soprattutto dobbiamo cercare di far capire ai giovani ragazzi che corrono in bici che c'è sì Pogacar, ma c'è anche quello che tira le volate, quello che aiuta il compagno a prendere la salita davanti, quello che magari non vince mai, ma è fondamentale per far vincere il capitano della squadra. Quindi ritengo che l'approccio, il metodo e il modo di correre è anche quello che ha reso questa squadra piccola come budget, ma non piccola come valore, perché per me la nostra è una grande squadra, una squadra di riferimento al momento in Italia per il pubblico, è una squadra che viene cercata, viene tifata, e quindi è quello che anche mi spinge a continuare a lavorare per cercare nuove risorse, per farla diventare veramente la squadra forte a livello europeo e internazionale.
Noi in Italia abbiamo un po' una cultura sempre di quello che manca in generale, questo parlo anche con autocritica dei miei colleghi o ex colleghi, no? Si guarda sempre, manca la squadra World Tour, manca il campione, manca, però alla fine l'unico modo per riuscire a venire fuori da questa situazione, che poi non sono nemmeno così d'accordo che manca, perché basta vedere i risultati degli europei degli ultimi 3 giorni, che fa capire che non è proprio così, ma in generale ritengo che bisogna continuare a lavorare, continuare a non avere troppa fretta di accelerare l'espressione del talento degli atleti. Ci sono atleti che arrivano a 20 anni, chi ha 21, chi ha 22, chi ha 24, e bisogna cercare di rivedere un po' tutto questo e avere la pazienza anche di saper aspettare il futuro campione. Noi abbiamo un ragazzo interessante in squadra, oltre a Pietro Bona abbiamo Piganzoli, che è uno dei più bravi che abbiamo in Italia. Non ha vinto moltissimo, ha vinto 4 gare in 12 anni che corre, però secondo me è uno degli atleti più bravi che abbiamo, è uno degli atleti più bravi nell'andare forte sia in salita che a cronometro. Abbiamo 2 possibilità: o gli chiediamo di fare quello che non è ancora capace di fare, o gli chiediamo di crescere un po' per volta e magari tra 2 o 3 anni siamo qua con un atleta italiano che lotterà per la maglia rosa. Io vado più sulla seconda ipotesi, no? O prima per me. Tu preferisci aspettarlo, altri invece lo mettono a fare il gregario di altri, giusto? Ma guarda, è molto semplice. Ci sono... Io vengo dalla scuola Mapei Giovani, vengo dalla scuola Liquigas Giovani, che è un sistema che ha portato l'Italia, quello che ha vinto negli ultimi 10 anni, l'ha vinto grazie a quei 20 anni di settori giovanili, no? Quindi sappiamo che è un sistema che funziona. Questo attuale non lo so, quindi preferisco andare con un sistema prudente, ma ritengo anche che ci sono già i primi indicatori che il chiedere troppo a un talento quando non è pronto per darlo rischi che fai crescere prima l'atleta che l'uomo, e questa cosa qui poi alla fine crea un cortocircuito. Parliamo di fuga, perché abbiamo visto le immagini dello Zoncolan. Tu per una fuga hai rischiato di rimanere fregato, perché lui torna dopo una squalifica, il mea culpa, torna, e tutta l'Italia, non esagero, tutta l'Italia aspetta Ivan Basso per la resurrezione. E la Liquigas aveva investito tanto su di te. Giro d'Italia 2010, all'Aquila, città appena distrutta dal terremoto, lui o si addormenta o succede qualcosa, non me lo ricordo, io un po' sto esagerando, però insomma c'è la cosiddetta fuga bidone. Per quante notti non hai dormito per quella fuga bidone? Prende uno che non era neanche male, Igor Anton, era lui, no? Prende 10 minuti, dici, e come li andiamo a prendere 10 minuti? Poi vedremo come, ma cosa vuol dire beccarsi una fuga bidone al giro? Non deve essere facile, le hai anche sentite poi in ammiraglia, non so, in albergo. Più che una fuga bidone era un gruppo bidone, perché Sì, 56 corridori non era mai capitato, se non nel dopoguerra. Ma allora, è stata una situazione un po' particolare, adesso fatico anche un po' a ricordare proprio i momenti, però ricordo, non avevo la maglia rosa io la mattina, in maglia c'era Vinokurov, e quindi solitamente il dovere della maglia rosa tenere sotto controllo il gruppo, però era una giornata particolare, c'era brutto tempo, c'era questa lunga galleria all'uscita di Sulmona e ci sono stati degli attacchi in una galleria semibuia, quindi 3, 4, 5, noi eravamo con la Liquigas in protezione, che c'ero io ma c'era anche Nibali, quindi avevamo 2 atleti diciamo strutturati per poter vincere il giro, e all'uscita di questa galleria pioveva fortissimo e ho visto proprio in lontananza questo gruppo che andava, che non si capiva bene quanti erano, e alla fine abbiamo scoperto che erano 56, e il tempo di insomma parlarsi un attimo, c'è stato proprio un momento che pioveva molto forte, metti le mantelline, guanti, 16 minuti ha preso la fuga. Sta di fatto che è stata una giornata che, se ne parliamo ancora oggi, alla fine è stato un bene che è capitato, no? Perché alla fine è stato un giro particolare, un giro che poi
per noi è stata una lunga diciamo risalita. Cosa vuol dire correre un giro che già è duro di per sé, rincorrendo un sogno a 16 minuti di svantaggio? Ma io venivo Che è roba da altri tempi, cioè sì, roba sì. da anni 50, 60. Sì, diciamo che c'è stata una lenta evoluzione nella ripresa. È ovvio che la sera stessa avevamo la squadra aveva il morale a terra, no? Perché chiaramente una squadra che era lì per vincere il Giro d'Italia rischiava che per una tappa di perdere tutto. Abbiamo cercato di prima di tutto ritrovare le energie mentali e cercare di ritrovare la compattezza e soprattutto rialzare il morale della squadra, perché ce n'erano 2 che dovevano vincere il Giro e 7 che dovevano supportare questi 2, quindi è stato difficile inizialmente far ritrovare l'armonia e il morale di tutta la squadra, no? Il ciclismo è uno sport individuale ma mascherato, è la squadra poi che ti supporta. Se siamo riusciti a rivincere questo Giro d'Italia, io ricordo che la tappa decisiva è stata subito il giorno dopo. Noi abbiamo attaccato nel finale, c'era una piccola salita fuori Senigallia, non ricordo bene il nome, e ricordo che siamo riusciti a recuperare una trentina di secondi su tutti quelli della fuga del giorno precedente. Quello per me è stato un momento fondamentale, perché ho capito che bisognava correre così, correre anche quando gli altri non si aspettavano di essere attaccati. Abbiamo attaccato e poi devo dire che ci sono anche poi nella carriera di un ciclista ci sono delle giornate anche che deve andare così, perché lo Zoncolan se lo rifacciamo altre 100 volte non va come è andato. Lì ho trovato una giornata tra le 4-5 giornate nei 20 anni da professionista, 18, che mi hanno permesso di fare qualcosa fuori dall'ordinario, però non capita sempre. Su una salita impossibile. E quando capisce deve essere bella la sensazione di un campione. Qui ci saranno tanti cicloamatori, tra l'altro ricordo presenti devono esserci, mi hanno segnalato gli atleti della Winner Bike con il loro allenatore Giancarlo, e quindi ognuno che corre in bicicletta ha un momento in cui sembra che le gambe non facciano fatica. E spesso noto che la mattina uno non sta bene. Molti dicono, e anche quello l'altro giorno a Fini ha vinto la cronometro e campione d'Europa, dice stamattina mi sono svegliato, stavo male, e dopo vince. È possibile? Come mai? La tensione. Quando è che un campione si accorge che vola? C'è un momento. Allora, c'è un momento, ma devi saperlo cogliere. Il problema di Affini è molto semplice da spiegare, che il mal di gambe tu lo senti con la testa, non lo senti, i muscoli non parlano, ti parla il cervello, e quindi solitamente la grande differenza la fa l'avvicinamento, la fa la capacità di tollerare la pressione, l'ansia da prestazione, tutta una serie di fattori che migliorano col passare del tempo, migliorano con l'aiuto dei compagni, migliorano con i dirigenti in gamba. Questo è anche quando si parla di giovani, ci sono dirigenti sportivi che hanno, guarda, vi porto un esempio pratico. Il Giro della Lunigiana, per chi lo conosce, è una gara juniores, no? C'è stata una caduta bruttissima con 4 atleti coinvolti, che per poco uno ha rischiato di farsi veramente male. Perché sono caduti? Nessuno l'ha detto. Perché i direttori sportivi hanno insegnato ai ciclisti che quando c'è un poliziotto che segnala un cartello devono fare il segno con la mano, perché se uno non segnala il ciclista dietro, quando ti sposti lo prendi. Quindi questo è l'ABC del ciclismo, gli insegnano ad aumentare i watt, gli insegnano a fare la soglia, la super soglia, a stare aerodinamici, e non gli insegnano che quando c'è un pericolo tu devi avvisare il ciclista dietro, se no si ammazza. Ok? Quindi, detto questo, devi aiutare non andare più watt a 16, 17, 15, 18, devi far cogliere nella testa dell'atleta tutte quelle cose che poi lo aiuteranno a capirsi, a conoscersi nei momenti cruciali. Arrivando alla risposta, quando lo capisci solitamente quando resti da solo. Quando tu hai la percezione che sei da solo, lì ti entra una forza aggiuntiva che è difficile da spiegare, ma
Però, scusate, perché voi qui avete le tre cime di Lavaredo, forse il tratto di Capanna Billy sulla Marmolada, ma lo Zoncolan funziona così che tu dopo... Vedete, parla sempre dello Zoncolano, si No, ma capisce perché, che è di no, parte. perché parliamo di quella... c'è un muro lì, lui si trova da solo e capire che vai forte è dura, bisogna avere tanta forza mentale anche, no? Ma allora, lo Zoncolano è una corsa che è una salita particolare, una salita molto ripida, non fai tanta velocità, un po' come il Mortirolo, anche se lo Zoncolano nel tratto centrale è molto più duro. Ma lì dove vai, il problema è che io ricordo abbastanza bene come sono stati circa 40 minuti di scalata dove abbiamo cercato di staccarci reciprocamente i tre rimasti in gara. C'ero io, c'era Cadel Evans e il povero Michele Scarponi. Il primo a staccarsi è stato Michele e poi per una ventina di minuti uno cercava di staccare l'altro, fino a quando c'è qualcuno che ha un mini cedimento e nel momento in cui tu capisci o vedi con la coda dell'occhio che l'altro ha un cedimento, in quel momento tu hai, è un po' come se hai una sensazione di anestesia, ti passa il mal di gambe e ti entra l'adrenalina. Ecco, questo è un po' le due fatiche si annullano ed entra il turbo, chiamiamolo così. E questa è una sensazione molto bella, ma che non capita per caso. Devi allenarla, devi conoscerla. Come fa uno ad andare oltre il limite se non conosce qual è il suo limite? Quindi è un po' particolare come cosa, ma devi cercare di insegnarlo ai corridori. Io l'ho fatto anche ieri. La squadra ieri non ha corso bene, non mi è piaciuta per niente, ma non mi è piaciuta non per il risultato, non mi è piaciuta perché ho visto una squadra dove non c'era la connessione, non c'era una logica tra di loro, non si sono parlati, non c'era uno che dava una linea guida, non erano mai posizionati nel posto giusto. Quindi la critica non abbiamo fatto nessuno nei primi 5, la critica è perché è successo questo. La testa dov'era? Sul pullman, all'albergo di Riccione, alle vacanze che faranno tra un mese. E così è contento anche lui, perché lui è l'azienda di Felter, mi pare, no? Abbiamo parlato di un Giro d'Italia, ma parliamo di un altro Giro d'Italia, ma io penso che spesso anche nel ciclismo prima di vincere bisogna anche perdere. E tu, il Giro d'Italia del 2005, hai pensato di vincerlo e poi ti sei beccato, perché sei andato in crisi, 30 minuti mi pare all'arrivo, ma era passato a mezz'ora sullo Stelvio e io mi ricordo queste telecamere che indugiavano sulla crisi di Basso, no? Era una crisi di fame? Era ammalato, bene. Ammalato che però non abbandona il Giro d'Italia, vince 2 tappe alla fine e poi arriva secondo al Tour, se non mi sbaglio. Però in quel Giro d'Italia lì lui prende la maglia rosa a casa sua praticamente, a Gordone, l'arrivo era sulla Staulanza in pratica, e con Savoldelli che poi vincerà il Giro, e la maglia rosa. Tu immagino che scendendo dal passo d'Uron ci sia stato, non so se un tacito accordo, tu vinci la tappa, io prendo la maglia, non so come funziona lì, insomma, poi magari ce lo spieghi, perché è la bellezza del ciclismo. Però tu immagino che hai avuto dei chilometri per pensare, sto prendendo la maglia rosa, quindi te la sei assaporata. Cosa significa per un corridore italiano vincere la maglia rosa? Te lo chiedo perché, salvo rare eccezioni di un corridore che la vince la prima tappa perché vince una volata, ci saranno anni prima che un corridore italiano vinca la maglia rosa, quindi è bene ricordare quello che dice. Specie i ragazzi della Winner Bike che magari Winter mi pare si chiama. Ma allora, è una cosa che ho raccontato in Clived quando sono stato la prima volta, che una cosa che mi lega fortemente a questo territorio è la prima maglia rosa. La prima maglia rosa mi porta indietro ovviamente all'84, no? Quando ho visto Moser a Verona, e io credo che ogni bambino che inizia a correre in bicicletta inizia ad avere coscienza che quello potrebbe essere, o sogna di fare quello da grande, è di indossare la maglia rosa. Perché rosa e non gialla? Perché siamo italiani e quindi l'italiano vuole la maglia rosa, anche se poi a me... E tu hai sognato anche la maglia gialla. In vano. In vano, però insomma non è che sia andato tanto lontano. No, però allora, senza far dire troppe robe,
io ritengo che la maglia rosa ha un fascino particolare, non solo per i ciclisti. Il rosa è un po', ci identificano, ci conoscono nel mondo per il rosa come il rosso della Ferrari, no? o la maglia azzurra di calcio, della nazionale di calcio. Il rosa è qualcosa che il ciclista ha una sua, è una calamita. Uno sogna, ci sono degli atleti che sognano con come dicevi tu, il velocista o il cronoman quando c'è un prologo. Ganna ad esempio, Affini, se ci sarà un prologo il prossimo anno al Giro d'Italia, Affini, Ganna, questi atleti sognano di vincere il prologo per indossare la maglia rosa. Non è tanto la vittoria della tappa, ma mettere la maglia rosa. Detto questo, per me la maglia rosa di Zoldo è stata la mia prima maglia e quindi ho un ricordo particolare, a prescindere che dopo l'ho persa a Ortisei, però ho avuto, insomma, c'è questo particolare ricordo che mi lega a questo territorio. E cos'è per te una salita? Da bambino, la prima salita che hai fatto, te la ricordi? Tu non vivi in un posto di salita, però la devi andare a cercare lì intorno. C'era una tua palestrina da bambino? Allora, io, dove vivo io non ci sono molte salite, a Varese sono lontane, quindi io ero un bambino, non potevo allontanarmi così tanto. Ma d'estate andavo in Valtellina, io sono per me, mia mamma è di origini valtellinesi, ho una casa in Valtellina, in Valtellina c'era la Prica, quindi la mia prima salita vera, diciamo a 11-12 anni, è stato il passo della Prica. E poi da piccolino non serve far salite, bastava andare in una pozzanghera e sporcarsi, ti sembrava di essere Moser alla Parigi-Roubaix, no? Quindi poi ti esalti con poco. Oppure io vivevo da ragazzo in un viale, avanti e indietro, giravo lì pensando di fare il record dell'ora, no? Questo era un po' il mio... Perché c'era uno che lo aveva fatto bravo, di recente, no? Fatto. Sempre quello di Verona. Sempre quello di Verona. Che poi a Verona ci sei arrivato in maglia rosa tu, quindi non avevi sognato a caso nell'84. Ma allora, quello è un'altra particolarità, perché io, appunto, come dicevo prima, nell'84 e poi il Giro d'Italia della famosa fuga di L'Aquila è arrivato a Verona, quindi 27 anni dopo, nello stesso posto, avevo visto vincere Moser e l'ho rivinto io. Questo, diciamo che sono dei cicli che si aprono e si chiudono, o dei cerchi che si aprono e si chiudono, con dentro un po' di tutto, no? Ovviamente, perché 27 anni sono tanti. Andiamo a ping pong un po' tra la tua carriera passata e quella attuale. Adesso fai il direttore generale di una squadra per cui il Giro d'Italia, abbiamo detto prima, è la Mecca, cioè da lì senza il Giro d'Italia voi sareste morti, perché vi dà visibilità, eccetera, eccetera. E dà visibilità anche ai vostri sponsor. Quando ti ho intervistato un paio di settimane fa, mi facevi dei numeri che sono impressionanti, che tengono incollato lui alla sedia lì, nel senso a sponsorizzare, perché tutti parlano del calcio, ma il ciclismo ha una magia che, nonostante tutto, riesce ad attirare tifosi e sponsor, perché dà una visibilità mai vista, è vero. Cioè sulle strade ti vedono tutti. Si parla di 11 milioni di persone, credo dati di qualche anno fa, quindi potrebbero essere in aumento, che guardano passare il Giro d'Italia. Allora, prima di tutto, quello che dicevo prima, il pubblico del ciclismo è un pubblico trasversale, non è un pubblico che tifa una squadra o un'altra, no? Quindi senza voler nulla togliere agli altri sport. È uno sport particolare, è uno sport che ha una sua comunità, il popolo del ciclismo, che tra l'altro è in completa evoluzione. Numero di persone in aumento il pubblico femminile, in abbassamento l'età media che segue il ciclismo. Ovviamente tutto quello che è non c'è più solo la televisione e la carta stampata, ci sono i social, ci sono i siti, quindi il volano per far arrivare le notizie e per seguire le corse è cambiato completamente, no? Quindi questo
ritengo che è il primo dato La seconda cosa che, e questo diciamo che Sky è stata la prima squadra che ha portato questa rivoluzione. Hanno iniziato a far vedere che una squadra non è solo quello che vedono in gara nelle 4 ore di diretta, no? C'è molto di più, c'è tutto quello che tu puoi fare prima della gara, dopo la gara, far venire ospiti, sponsor, far vivere l'esperienza all'interno della squadra, far vivere la vicinanza con l'atleta, far vivere le cose con passione. Tu se porti una persona a vivere una giornata all'interno della squadra, vive un'esperienza unica che non può acquistare, la può vivere solo se viene invitato o invitato da uno dei nostri sponsor, no? E questo per noi è il futuro della nostra squadra. La squadra non si limita più solo alla gara e al risultato sportivo. La squadra è un generatore di valori che devo dire che noi non siamo stati molto bravi, nel senso che negli ultimi anni, se stiamo soffrendo così tanto in termini di risorse, la nostra squadra ha un budget che sfiora i 6 milioni di euro contro gli 8 medi delle squadre professional della nostra categoria, per non parlare delle World Tour che vanno oltre i 25-28, quindi siamo molto lontani, siamo 5 volte sotto la media delle migliori squadre al mondo. Però questo ci deve far capire che se loro sono arrivati lì perché sono stati più bravi di noi, sono stati più bravi a far conoscere uno sport in un modo diverso, non solo nella parte agonistica, sono stati più bravi a ingaggiare le aziende, sono stati più bravi a ingaggiare il pubblico e quindi a rendere tutto questo sostenibile anche con cifre diverse. E poi a memoria, il ciclismo ha una forte memoria. Noi quest'anno abbiamo riportato nel ciclismo Polti, che era un'azienda che era da più di 20 anni che era fuori. Io non posso ovviamente dare i dati perché sono dati personali, ma Polti, do i dati che pubblici, quelli che possiamo vedere. Polti è stato il terzo sponsor del Giro d'Italia più ricordato dal pubblico. Ma perché questo? Non perché noi abbiamo fatto un Giro d'Italia superlativo, abbiamo fatto un bel Giro d'Italia, ma perché il ciclismo ha memoria. Noi abbiamo ingaggiato il pubblico di 20 anni fa che aveva 50 anni, che ora ne ha 70, che portava i figli a Verona quando c'era, che ora ne hanno 40, che sono andati col figlio che ne ha 8, che inizierà a correre in bicicletta. Quindi abbiamo raggruppato le 3 generazioni e automaticamente ricordano, abbiamo avuto proprio la prova provata che questo funziona. E quindi per noi è una grande soddisfazione, perché non solo siamo riusciti a fare in modo che Polti ottenesse il ritorno d'immagine che voleva, il ritorno numerico molto importante da un punto di vista di dati, che non spetta a me dirlo, ma sono molto contenti. Adesso avremo ancora 2 anni almeno con loro, e in più stiamo insomma costruendo e allestendo una squadra che vuole rinforzarsi ancora un po', vuole migliorare ancora un po', vuole diventare ancora un po' più bella e attrattiva nei confronti di altri finanziatori. Quanto è importante avere una bella maglia? Perché è fondamentale anche questo. Cioè le belle maglie, io la maglia della Polti di una volta me la ricordo. Allora, diciamo che... Cioè, studiate anche questo, vero adesso? Cioè, vuol dire molto. Allora, chiaro che sì, certo c'è dietro uno studio. Bella è quando non è troppo pasticciata, però lì bisogna vedere... noi cerchiamo di mantenere uno stile e un'identità. Cioè, quando uno vede la nostra squadra la deve riconoscere. Non può vedere un manifesto che non si capisce niente. Quindi dobbiamo cercare di mantenere questo. Però questo è possibile se tu raggiungi il budget necessario per sostenere l'attività della squadra, no? Tenete conto che, guardi, ti porto un esempio, questo lo posso dire perché sono conti nostri. 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, lo stesso quest'anno. Solo di costi, abbiamo gli stessi corridori, abbiamo fatto qualche gara in più, ma solo l'aumento dei costi, credo che tutte le famiglie che sono presenti l'hanno sentito nei loro bilanci familiari, abbiamo speso 570.000 euro in più di costi vivi, quindi hotel, aerei. Quindi benzina. Il tuo amico Contador viene a chiedere a te conto adesso?
Hanno una squadra insieme, no? No, non chiede conto, perché sa benissimo, noi siamo una squadra che cerca di sostenersi, abbiamo molto rigore e siamo molto rispettosi dei soldi che ci danno i nostri sponsor, perché quante vaporelle devono vendere, quanto prosciutto deve vendere Cometa per poterci dare questi soldi, quindi siamo rispettosi, ma questo è il costo. Chi va in autostrada sa quanto costa. Ieri abbiamo fatto i pieni in autostrada con la squadra, costava 2,36 € al litro. Mia. Capite bene che non è facile. Noi abbiamo sono 22 mezzi, ci sono 60 persone che girano per l'Europa, abbiamo una squadra in Lussemburgo, una squadra a Cesena. Quindi. Ma perché lui guarda, sorride e sembra come dire sì che bello il ciclismo, per restare un attimo il microfono. Quindi sbarcate anche nel mondo del ciclismo sponsorizzando una squadra adesso, che rende. No, allora per noi quest'anno è stata la prima volta che abbiamo fatto questa esperienza. L'obiettivo è quello che ho citato velocemente prima. La nostra esigenza era quella di entrare nelle case italiane. È vero che il ciclismo li porta fuori a vedere. Ma avete dei dati? Sì, abbiamo dei dati e sicuramente sono molto, molto positivi, ma banalmente è anche il feeling che ognuno di noi in azienda ha potuto percepire, perché tra noi colleghi abbiamo avuto tutti quanti una eterogeneità di persone che ci ha contattato, ci ha detto, dalla zia che dice vi ho visto in televisione, al tuo concorrente piuttosto che a un progettista che lavora con te che ti dice ho visto il vostro marchio in televisione, quindi è segno evidente che la visibilità è altissima. E aggiungo una cosa che ha detto prima Ivan, di bello il ciclismo ha che non fa distinzione né di età né di sesso né di scale sociali o cose, è trasversale a tutto e a tutti e quindi arriva veramente dappertutto. Il faro mi impedisce di leggere, cosa ci dicono lì? Dal pubblico? Domande dal pubblico. Qui ci invitano a fare domande, ma c'era un faro. Chi è che vuol fare domande a questo grande campione qua? Vediamo se c'è. No, un corridore, un ragazzetto qua, uno che corre. Oh, là, finalmente si vede, scusate, ma non si vedeva niente. Un mini ciclista che vuole fare una domanda a basso, ce l'abbiamo? Non siate timidi. Eccolo. Sì, ecco, arriva il microfono, è tutto organizzato. Buonasera, io volevo fare una domanda diciamo più tecnica. Essendo appassionato di ciclismo, quest'anno ho guardato il Tour de France e ho visto come nella terza settimana, durante una tappa su Isola, che si percorreva prima attorno ai 40 minuti, quest'anno è stata percorsa in 33 minuti, quindi un abbattimento di 7 minuti. Parlavate prima del materiale, quindi le magliette, le biciclette. Quanto si è evoluto l'allenamento per poter abbattere tutte queste tempistiche di tanto anche? Allora, è una domanda molto tecnica, cerco di risponderti. Allora, innanzitutto bisogna capire bene dove prendono i tempi. Seconda cosa, l'asfalto quanto è cambiato. E poi diciamo che la vera differenza è stata su come vengono approcciate le salite, quindi i tempi, il tempo di scalata. Prima tu il gruppo prendeva la salita, la facevano regolare e poi quando si staccavano da dietro i corridori, quindi la velocità era sempre la stessa e man mano si staccavano, fino a quando lo scalatore forte partiva e staccava tutti. Ora invece hanno una strategia diversa. Tu vedi la UAE ad esempio, che parliamo sempre di loro hanno 5-6 corridori che possono fare primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Quindi iniziano a tirare anche a ritmo regolare, ma proprio dall'inizio della salita. Quindi è chiaro che se tu fai i primi 3 chilometri forte rispetto a prima che lo facevi piano, il tempo. Però ti suggerisco di essere molto diffidente dai numeri, perché i numeri poi arrivano, vanno interpretati, non sono nemmeno veri watt pro chilo, la VAM, perché nessuno sa il peso esatto del corridore. Quindi sicuramente ti posso dire, le bici pesano 6,8 kg, hanno il cambio elettronico, quindi ci metti meno tempo a cambiare,
corri con delle gomme molto più scorrevoli di prima. Prima si correva con i tubolari da 21-23 a 10 atmosfere, ora corri con i tubeless da 30 a 5 atmosfere e mezzo, più o meno, 5 e mezzo. Quindi è cambiato il mondo, i tessuti, qui siamo nella patria. Tu vai alla Sportful 10 anni fa, le maglie che c'erano, e guarda adesso c'è cambiato, c'è tutta i caschi molto più arieggiati rispetto a prima, ma gli stessi, non è solo un problema della maglia più bella, più aderente, è un problema di termoregolazione. Il corpo, un ciclista in salita quando inizia a soffrire? Quando non riesce più a ventilare, quando si surriscalda come il motore di una macchina. Se tu metti dei vestiti che riescono diciamo, a non farti surriscaldare, ecco. Poi l'alimentazione, possiamo stare qua fino a domani mattina, qua tocchi un campo sensibile, quindi l'alimentazione è cambiata molto. I gel di 10 anni fa non sono quelli di adesso. Se tu prendi un gel ora, lo senti dopo 30 secondi che l'hai messo in bocca. Ti ho chiesto prima della crisi di fame, no? Si parlava una volta, se avevi avuto, non ricordavo, la crisi di fame, perché adesso non ci sono più, in quanto questi devono mangiare 250 grammi di carboidrati all'ora e si nutrono così, e vanno più forte, dicono anche per quello, non deve essere neanche facile mentalmente affrontare una gara così. Se ti dimentichi di mangiare sei fregato, ma è quasi impossibile perché ti avvisano con la radiolina, cioè. Allora, diciamo che poi l'atleta ogni atleta c'è l'atleta che devi essere più attento, ma in generale ora andare in crisi di fame è veramente difficile, no? Perché tu hai la borraccia con le maltodestrine, hai sempre dei gel di scorta, quindi se senti appena che stai andando in calo di zuccheri prendi un gel, ma veramente in tempo zero riesci a... Quindi tutto questo ha fatto, cioè, fa sicuramente abbassare di molto i tempi di scalata. Visto che siamo tra appassionati di ciclismo, c'è una notizia quasi clamorosa che il mio amico Giorgio Viberti, ex collega della Stampa, mi dice dal GP di Montreal che si è concluso adesso. È una notizia clamorosa perché non ha vinto Pogacar. E te lo dico io, ha vinto Matthews battendo Pogacar. Quindi c'è una notizia positiva per il ciclismo, perché ci sono anche altri che vincono. Dici qualcosa di questo fenomeno. Ma allora, premesso che dopo un mese dal Tour arriva solo secondo in una gara così. Lo conosco non bene, ma se non come da dirigente sportivo ho visto la sua evoluzione. Siamo di fronte sicuramente ad un atleta straordinario e non un ciclista, è un atleta straordinario, un atleta che avrebbe in tutti gli sport di endurance dei risultati eccellenti. Io credo che quando troviamo un atleta così ci sono, oltre che la classe, il talento, ci sono proprio dei valori fisici che ovviamente io non conosco, ma che lo rendono molto più forte degli altri quando gli altri sono al limite, e quindi posso immaginare una capacità polmonare molto più alta rispetto alla media, un VO2 max molto più alto vicino alla media. VO2 max è tecnico, ma vuol dire che quando uno non ha più fiato lui ne ha ancora, in buona sostanza. È molto semplice, l'hai spiegato in modo perfetto. È spiegato così. Quindi è un atleta che ha sicuramente dei valori straordinari e una testa anche che in questo momento gli permette di fare tutto questo. Domanda difficile, perché so che a livello personale ti ha anche dato una mano. Quanto ha rischiato di fare implodere il ciclismo uno come Armstrong? Ma allora, quanto ha rischiato? La storia di Lance è una storia molto particolare, è una storia che ha avuto tanto clamore per quanto lui era ovviamente un atleta straordinario, un atleta che non dimentichiamo, perché si parla di Lance solo di tutto quello che è stata la fine, ma torniamo indietro all'inizio. Ha vinto un campionato del mondo a 21 anni, ha sconfitto un cancro, e ritengo che quella è una parentesi che si è già detto tanto, e non spetta a me dare ulteriori, diciamo,
commenti al riguardo, no? Io ritengo che la storia di Lens è una storia molto particolare che va guardata nel complesso. Però il ciclismo ha saputo da quegli anni bui venirne fuori. L'abbiamo detto, abbiamo usato una parola, passione, no? La passione della gente. La gente non ha mai, forse si sono sentiti traditi dal doping, eccetera, i tifosi del ciclismo, ma poi la magia, il Giro d'Italia, la salita, il gruppo che passa, l'ultimo da incitare come il primo. Questa magia ha aiutato questo sport a non... Tanto che tu arrivi a dire anche non ci sappiamo vendere nel modo migliore, che è paradossale questo, no? Perché probabilmente... Più che vendere non siamo stati capaci di proporre, raccontarci, sì. no? Allora, io ritengo che il ciclismo ha avuto epoche differenti, ma il ciclismo come tutti gli altri sport, come in generale la vita, no? Epoche diverse, epoche anche dove non ha sicuramente espresso un'immagine bella, anzi tutto il contrario, ma credo anche che è stato il primissimo sport in generale a, diciamo, mettere in campo tutte le forze a tutti i livelli, dai dirigenti agli atleti alle istituzioni, per ridare, diciamo, al pubblico che l'ha sempre sostenuto la certezza che fosse cambiato. Ormai è un'epoca, l'epoca nel ciclismo intendo di 10 anni, perché più o meno sono 7-10 anni ogni epoca ciclistica, e è più di un decennio che non ci sono problematiche, è più di un decennio che il ciclismo sta andando verso una credibilità assoluta. Questo grazie anche a quello che dicevo poco fa, ragazzo, che tutti i giovani che arrivano credono nell'alimentazione, credono nell'aerodinamica, credono nei tubeless, credono nelle catene veloci, credono nelle ruote in carbonio, insomma nei telai aerodinamici. Quindi tutto questo ha cambiato completamente il format mentale. E come sono stati tanto bravi a, o meglio, per quanto si è detto del male del ciclismo, non si è detto quanto bene poi ha fatto negli ultimi 10 anni, si parla molto più del male che è stato e non del bene degli ultimi 10 anni, però questo io credo che noi dobbiamo semplicemente lavorare, andare avanti, fare le cose fatte bene e dimostrarlo con i fatti, e il ciclismo lo sta facendo molto bene. Ecco, proprio per la vita blindata che fanno da 20 anni i corridori, dove devono mandare una mail, se si spostano per andare dal salumiere, non è così, ma più o meno, ti fa sorridere, ti fa rabbia o ti fa riflettere che da 2 mesi dal punto di vista sportivo si parli di questo caso Sinner, il doping, il Sinner, qua là, perché... Io, come a me non piaceva ascoltare i commenti, perché quando ci sono questi casi nazionali così o internazionali, no, ognuno si sente poi autorizzato a dire la sua, a commentare, a fare... Io ritengo che bisogna... ognuno può avere il proprio giudizio ed è legittimo, no? Però poi soprattutto chi è degli addetti ai lavori sa che bisogna essere rispettosi dell'atleta, dei dirigenti dell'atleta e delle istituzioni che sono che stanno. Io veramente non ho mai avuto grande stima dei critici e tutto, ne ho viste di tutti i colori, no? E rispetto, ognuno fa quello che vuole, però io non voglio essere tra quelli. Io c'è già chi se ne occupa e quindi non mi voglio aggiungere, perché non ce n'è alcun motivo. Io so che i ciclisti, ritengo che sia doveroso, parlando del nostro mondo e non di Sinner, che i ciclisti siano nel protocollo Adams, che vuol dire che 365 giorni all'anno chi corre in bici... E non è una cosa da sottovalutare questa. Anche ma non è il solo ciclismo che lo fa. Certo, però è stato un po' un precursore, no? Ha saputo, ripulirsi da solo con questa cosa qua. Assolutamente, ma trovo che era doveroso farlo ed è doveroso continuare a farlo per chi investe i soldi nel ciclismo, ma soprattutto per noi stessi, per un mondo. Mio figlio ha 18 anni, io ho 4 figli, uno corre, magari il quarto correrà, e i fratelli che lo guarderanno vogliono
che vadano in uno sport che funziona meglio di 20 anni fa. Se io fossi dirigente sportivo in uno sport che funziona come quando correvo io, vuol dire che qualcosa ho sbagliato. Senti, come ti guardano i tuoi atleti? Si dice nel calcio spesso che difficilmente un grande giocatore può diventare un grande allenatore, ma insomma qui è un po' diversa la cosa. Come ti guardano? Cioè, nel senso che sono due sport diversi, non che tu non lo sia stato. No, allora, come mi guardano? Ti parla basso, ti parla Contador, non è come... Ma allora, la prima cosa da dire è che non è facile, perché tu corri tanti anni, ho iniziato a 8, ho smesso a 38, e quindi fai una vita molto particolare, ma non è il tema della serata. Però per andare diretti sulla domanda che mi hai fatto, sono due mestieri differenti. Io ho commesso molti errori nella prima parte, nei primi 2 o 3 anni, perché non riuscivo a interfacciarmi con loro con il nuovo ruolo. Quindi mi interfacciavo con le mie gambe, mi interfacciavo con la mia testa. E volevo arrivare a questo. E quindi diventava molto difficile. Tu vai da ancora e dici, ma... Cioè, perché non hai attaccato? Chiaro, quindi lì ho capito che parlare così con i miei ragazzi andavo poco lontano, nel senso che... questo è un altro lavoro, non c'entra niente. Infatti molto spesso quando mi parlate o mi fanno interviste legate al mio passato, ogni anno è un po' come se io censuro questa memoria, ma non perché questo qui non te lo toglie a nessuno, resta lì. Però a 38 anni una persona è giovane, ha tutta una vita davanti, no? Quindi se vuoi imparare un altro mestiere devi metterlo in un cassetto quello e iniziare a cambiare. E non è assolutamente facile, perché io ho avuto una carriera molto privilegiata. Ho fatto per 11 anni il leader in una squadra, quindi dove era tutto servito, dove le problematiche non ti arrivavano, dove tu eri una macchina da vittorie, cioè non è che altro non ti arrivava se non il compito di vincere. E questo non ti fa vedere ti fa vedere una realtà un po' distorta. E quando io mi sento il fondatore di questa squadra, l'ideatore, e mi sento anche forse che sono stato la cosa migliore che so fare nella squadra è quella di tenere unite le persone, perché io non sono un pessimo direttore sportivo, non ci capisco poco. Quando vado in macchina resto di fianco al direttore sportivo e guardo. Adesso sta un po' esagerando. No, però... non è così, no, non sto esagerando. Dove sono molto bravo è quello ad unire le persone e fare in modo che queste persone lavorino bene insieme. Questa è una dote che mi riconosco. Tutto il resto, se questa squadra funziona perché le persone sono scelte bene e do la possibilità a queste persone di esprimere il loro potenziale. È bello che per esempio Stefano Zanatta, che ti ha guidato in quella rincorsa, mi ricordo nella Liquigas, che non a caso è stata una squadra che ha dominato per anni, lanciando anche dei corridori, vincendo giri, come tu hai vinto nel 2010 il Giro d'Italia, nel 2010 Nibali si affacciò alla prima vittoria nella Vuelta, poi sappiamo come è andata a finire, peccato che se ne sia andata, ma loro stanno cercando in qualche modo Zanatta è un tuo direttore sportivo. È il capo dei direttori sportivi. Cioè, faccio per dire, vuol dire che ha lavorato bene con te e tu hai riproposto quel modello come dicevi prima. Però è molto bello. E il rapporto con Contador? Il rapporto con Alberto è un rapporto, allora, diciamo che noi ci dividiamo i compiti, io mi occupo della squadra, lui dell'azienda di biciclette, e c'è un rapporto fiduciario, quindi interpretiamo la società un po' come quando eravamo compagni di squadra, no? Nel senso che la nostra è una società dove poche mail, dove c'è la stretta di mano, dove c'è la parola che ci diciamo, dove tra di noi non dobbiamo scriverci un'email per confermarci qualcosa, no? I nostri consigli, tra virgolette, di amministrazione durano 5 minuti, nel senso che non è che abbiamo molte cose da dirci se non solo i numeri. Ecco, questo è un po' lo stile, ma ovviamente possiamo permetterci questo perché abbiamo persone come suo fratello che fa l'amministrazione e perché abbiamo, diciamo, preso o ripreso con noi le persone che sono state diciamo brave, competenti e importanti nella nostra carriera. Quando dicevo prima del direttore sportivo, io vado con Zanatta in macchina, cioè
cosa gli posso dire a Zanatta se non fare compagnia? Posso stare su con lui in macchina e Ma fare chi compagnia. guida? Eh? Almeno guidi la macchina? No, lui guida, parla, fa tutto lui. Io sono su. Risparmiate, è un ospite. ingaggio, insomma, di un autista. Il sogno del basso manager realistico qual è? Vincere un Giro d'Italia? No, calma. È No, realistico. Io credo che il sogno è quello che a livello professionale, più che un sogno è un'idea intanto, cioè è quella di continuare a far crescere questa squadra e fare in modo che questa squadra non sia l'ultima squadra italiana in ordine di tempo, ma che sia la squadra italiana e una squadra che alla fine possa andare avanti nel tempo anche senza di me, nel senso che c'è tutto un inizio e una fine. Io voglio che questa squadra continui a crescere, continui a migliorare, e con l'inserimento di nuove figure che possano portare innovazione, portare qualcosa di particolare che io la vedo, là dentro di me la vedo, i miei collaboratori stretti sanno che cosa vedo io per il futuro, e devo dire che fino adesso siamo riusciti anche con grandi difficoltà a portare avanti questa cosa. Quindi l'idea è quella che questa squadra porti una nuova squadra con una nuova mentalità, e che possa essere apprezzata dalla gente, dal pubblico e dagli sponsor, insomma, da tutto il movimento del ciclismo. Adesso ti faccio un po' di invidia, non per quello che è successo. Allora, siccome io lavoro a Udine al Messaggero Veneto, mi è arrivata una foto dal Belgio che mi serviva, una foto di Elena Cecchini con Jonathan Milan per un articolo che uscirà domani, e me l'hanno mandata adesso. E Jonathan Milan sarebbe un bel velocista per la vostra squadra, uno di quelli che, perché? Dico, ha vinto 3 tappe al Giro d'Italia, è uno dei favoriti all'Europeo, ma vincere una tappa al Giro d'Italia, cosa vuol dire per una squadra come la vostra? Cosa vorrebbe dire? Ma noi, devo dire che noi l'abbiamo vinte 2 in 4 anni, no? Quindi i numeri sarebbero, per far capire l'importanza, l'altro anno erano 8 anni, da quando Fortunato ha vinto allo Zoncolan, erano 8 anni che non vinceva una squadra professional al Giro d'Italia, quindi una vittoria. Qualcuno si ricorda sui social l'esultanza di Contador quando vinse Fortunato, o anche l'altro anno, cioè questo impazzisce, ma spiega perché impazzisce? Non solo perché... No, impazzisce perché capita ogni 8 anni, e quindi alla fine non è una cosa assolutamente scontata vincere una tappa al Giro. Detto questo, io credo che Milan, quando parlano appunto di ciclismo italiano in difficoltà, Milan diventerà uno dei velocisti più forti del mondo per i prossimi 10 anni, non per i prossimi... è un atleta che poi ha trovato, secondo me, ora si sta sempre di più strutturando, ha un suo treno, ha sicurezza, vince in modo sontuoso, è veramente imponente. Mi ricorda il primo Cipollini quando vinceva le volate per distacco. Ecco. È un atleta... Sì. No, è veramente forte. Veramente forte. Quindi, realisticamente, vincere altre tappe al Giro d'Italia? Ma allora, vincere altre tappe, io credo, non vado così in alto, per me è importante la squadra. La squadra, noi non ci ricorderanno, io non voglio essere ricordato perché Fortunato ha vinto lo Zoncolan, Bais a Campo Imperatore. Io voglio che è la squadra che deve essere ricordata, e che è la squadra che deve essere tifata. Quindi il mio obiettivo, io devo ragionare sempre su tutto il gruppo, che non è solo la squadra ciclistica, i ragazzi che corrono, ma ci sono c'è tutto lo staff. Noi siamo circa 55 persone, compreso il settore giovanile, quindi 55 persone, fare in modo che le tappe al Giro le vinci se funzionano gli altri 54, se no non le vinci. È una cosa molto bella, vedete, lui ha parlato prima di il ciclismo è uno sport individuale, ma c'è una squadra dietro. Se fate caso, lui ha corso con squadre come la Fassa Bortolo, la Liquigas, la stessa Saxo Bank, no? Mi ricordo, cioè, CSC, cioè, queste erano squadre che uno se le ricorda ancora, perché
evidentemente c'avevano dentro una magia che consentiva di avere i risultati, e che lui le utilizzi come modello è molto bello perché danno continuità a tutto il movimento, e quindi è una cosa importante. Nostalgia non ce l'hai perché hai da fare, quindi tu. No, La giornata di Ivan Basso dirigente. Ma dipende la giornata. L'estate, d'inverno ti riposerai. No, forse lavori ancora di più. No. Ma il mio è un lavoro particolare. Perché d'inverno devi cercare i soldi. Esatto. Ed estate li spendi. I soldi li cerchi sempre. Sì. Sempre, tutti i giorni. No, scherzo. La giornata dipende, ci sono giornate dedicate, strutturate in modo diverso, alcune dedicate ovviamente al dipartimento della performance, alcune dedicate al rinforzo della squadra e alcune dedicate anche alla mia famiglia e al tempo, perché io ne ho dedicato tanto di tempo alla bicicletta, quindi cerco sempre di più anche di ritagliare del tempo per la mia famiglia e che mi permette poi di fare meglio anche le altre cose, no? Poi dentro la famiglia c'è anche Santiago che corre, quindi... È questo qui che ricordo, quando nascevano i figli di Basso c'era una pagina sulla Gazzetta, Basso diventa papà, perché questo era un personaggio mica da ridere, è il faro del ciclismo italiano. Mi è venuta, ecco la domanda volevo farti prima, perché hai detto una cosa bella su come si racconta il ciclismo. La serie di Netflix sul Tour, l'hai vista? No. Secondo me se uno la guarda capisce la differenza abissale che c'è tra le due manifestazioni, ma noi dobbiamo parlare bene del Giro d'Italia, perché l'Italia eccetera eccetera, però la noti anche tu questa differenza abissale? Allora, che c'è è fuori discussione, però c'è anche a mio modo di vedere un Giro d'Italia che sta lavorando per avvicinarsi sempre di più, non solo come organizzazione, io lo vivo, cioè, lo sto vivendo gli ultimi anni, quello che stiamo facendo, e poi soprattutto lo vogliono i ciclisti, cioè perché la corsa ok, ma poi il fatto che Pogacar sia voluto venire a vincere il Giro, Vingegaard ha detto che verrà probabilmente al Giro d'Italia, questo vuol dire perché vengono, perché nella bacheca di questi atleti vogliono il trofeo senza fine, e quindi sono oltre la corsa, ma sono anche i ciclisti che rendono grande la corsa. E Santiago, quando ti guarda le foto, capisci che potrebbe? Come vive un campione manager che ha il 18enne che pare voglia correre? Allora, anche qui è un po' come il discorso di prima, no? Devi essere... c'è dietro un lavoro, perché come lo facevo con i corridori, ancora di più ti viene nei confronti del figlio una sorta di protezione, aiuto, cercando di... però è un ruolo molto delicato che devi prestare massima attenzione, no? E nel mio caso la cosa migliore in assoluto è stata quella di affidarlo completamente ai miei dirigenti della squadra, quindi io con Santiago cerco di parlare a volte a fatica il meno possibile di ciclismo, perché lui deve fare la sua strada, deve fare il suo percorso, deve seguire i suoi tempi, ma devo dire che con grande piacere nell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto in famiglia proprio una personalità diversa che perlomeno lo ha mostrato quest'anno, però come non lo voglio fare con i corridori, a maggior ragione con mio figlio, la cosa importante è la sua formazione come futuro uomo prima che come futuro atleta, perché quello che dicevo prima è un dettaglio importante, proprio che ho vissuto su di me e lo vivo quotidianamente con i ciclisti. Se facciamo crescere prima l'atleta che il futuro uomo, è molto molto probabile il cortocircuito, ovvero che perdi il ciclista e trovi, perché avremo sicuramente quello che abbiamo visto negli ultimi anni, l'accelerazione troppo precoce nel mondo dei professionisti, non credo che tutti quelli che hanno anticipato possano diventare tutti campioni, sarebbe altamente improbabile questa cosa, quindi è molto probabile che ci sarà un flusso di ritorno e come le ritroviamo non si sa. A me ha fatto un po' impressione, non so se sei d'accordo, ci hai corso credo insieme,
la parabola discendente immediata quasi di Sagan, che era il primo precoce, no? Forse Sagan, tolto Saronni, parliamo di 40 anni fa, Sagan è uno che a 20 anni ha cominciato a vincere, ha vinto tutto, e poi si è spenta la luce, improvvisamente ha smesso di essere Sagan. Ecco, io temo, spero che quello che tu dica non sia vero, perché questi ciclisti precoci poi devono reggere alla pressione per 10-12 anni. Ecco. Ma io parlavo di una cosa ancora più, Sì, quella di certo. Sagan. Io credo che Sagan ha fatto una carriera. Vabbè, insomma, sì, niente da dire, perché sì. Sagan ha fatto la sua carriera, poi ha deciso di smettere quando ha voluto lui. Io parlavo di una cosa ancora più complessa, ovvero che alcuni non arrivano neanche al professionismo, oppure ci arrivano e ritornano indietro, quindi non hanno neanche il tempo di vincere a 20 anni. Questo è, secondo me, il problema da affrontare in questo momento, no? Quindi cercare di formare, e bisogna chiedere aiuto alle persone che non hanno, perché se lo chiede a chi invece ha avuto una vita solo sulla bicicletta diventa difficile poi creare questa formazione agli atleti. Domande dal pubblico? Eccolo. Della Clivet. Grazie. Appunto sono ragazzini che ormai devono anche per allenamento fare un certo numero di chilometri, quindi partono e tornano da casa. Mio figlio ha una ventina di chilometri prima di arrivare a Feltre, l'altro una quindicina, e ogni volta per me, mamma, ma qui c'è anche il papà dell'altro, penso per i genitori, insomma, è un'ansia, perché al giorno d'oggi la sicurezza sulle strade sappiamo che è anche uno dei motivi per cui ragazzini che fanno ciclismo su strada ce ne sono sempre meno. La mia domanda era se il ciclismo dei professionisti, adesso appunto che ci sono anche questi ciclisti che sono diventati personaggi come può essere un Pogacar o altri, diciamo, non avesse modo di, non è che si chiedono le ciclabili perché ovviamente loro si devono allenare su strada, di sensibilizzare di più gli italiani, diciamo, perché in giro per il mondo va meglio, è qui proprio questa situazione grave, di sensibilizzarli a questo fatto, insomma, la guida su strada, che ci sono anche questi ragazzini, che ci sono i ciclisti che un domani potrebbero essere i futuri Van Basso, ma ci dovrebbero arrivare un domani, invece ogni giorno se ne sente una. E è vero, poi quando succede per uno Scarponi o un Rebellin, allora ci sono per giorni, per settimane parole, paroloni e titoli di giornali, però poi finisce lì. Appunto la mia domanda era se il professionismo non può anche sensibilizzare la politica, diciamo, su questo argomento, affinché ci siano delle leggi efficaci. Io vedo anche una banale, l'obbligo del casco. Io vedo un sacco di gente, dai bambini ai grandi, che girano ancora senza casco, sebbene sia stato detto, ridetto e sia evidente che è una cosa che salva la vita. Tutto qua, grazie. Grazie, no, sicuramente un tema molto delicato. Io credo che già l'obbligo nel casco tra i professionisti dovrebbe spingere ovviamente a utilizzarlo tutti. Allora devo dire che è vero, è molto pericoloso, ma è una questione proprio di educazione generale, no? Bisogna anche, è cambiato, ho visto anche in questo un'evoluzione, negli ultimi anni le squadre rispettano i semafori quando si allenano, perché molto spesso è anche il ciclista che è indisciplinato, no? Che fa, e quindi detto questo credo che dobbiamo cominciare l'autogestione nostra, e poi grazie ci sono alla fine in Italia molto spesso le cose si fanno quando sono i privati che lo fanno, o le aziende. Le cose in Italia accadono solo quando c'è qualcuno che mette i soldi. Se aspettiamo gli altri non arriveranno mai. Quindi come ci si può allenare? Ci si allena magari in una zona industriale dove l'azienda in qualche modo aiuta a far sì che ci sia un circuito sicuro, no? Quindi questo è un po' le gare giovanili come vengono fatte? Vengono fatte grazie agli sponsor locali che finanziano. Quindi voi pensate che quest'anno in provincia di Varese, non c'entra molto con la sicurezza, ma non hanno fatto il campionato, io l'ho scoperto pochi giorni prima, non hanno fatto il campionato provinciale allievi, proprio della categoria dei figli, per mancanza di fondi. Costa 5, 6, 7 mila euro una gara di allievi, e questo fa capire che
la problematica dov'è, no? C'è la sicurezza, ma fondamentalmente le cose in Italia avvengono quando c'è qualcuno che mette i soldi. Quindi un anello per far allenare i ragazzi si può fare, ma chi lo può fare? Non lo può fare la società sportiva. O lo fa un imprenditore o lo fa il comune. Non è che ci sono tante altre possibilità per fare una pista da allenarsi. Però la cosa incredibile è che ci sono i campetti da calcio, da tennis, da padel, da pallacanestro, dal campovolo, però il ciclodromo non c'è, fino a quando non arriva qualcuno che mette i soldi e lo fa. Tra l'altro l'associazione Corridori ciclicamente, l'ennesima disgrazia, si fa promotrice di appelli al Parlamento, eccetera. Il codice della strada prevede la canonica distanza di 1,5 metri, in Spagna da anni ci sono i cartelli e manca il regolamento e deve essere ancora avviata questa legge. Ne scriviamo da 10 anni, non credo risolva il tutto, è una questione di mentalità, insomma, io penso. Però, signora, lei ha ragione, secondo me i campioni del ciclismo qualcosa di più magari potrebbero fare, qualche spot, i social, ormai sono dappertutto. Io ritengo che è un messaggio sicuramente giusto, però io vedo che perlomeno gli italiani l'hanno fatto, i ragazzi della nazionale hanno fatto qualcosa con il CONI e la federazione, quindi insomma, si fa quello, però in generale il problema è molto molto più complesso. Altre domande? Faccio io l'ultima domanda a Ivan prima di liberarlo, perché è atteso da un lungo viaggio, una specie di cronometro. No, vai piano, Ecco. Hai un rimpianto nella carriera? Il Tour de France è un rimpianto? Allora, o un altro, non lo so. No, perché alla fine io credo che ho fatto tutto quello che potevo. No, di rimpianti no, assolutamente, perché diciamo che ho avuto un ciclo che è iniziato e finito, e se non era destino di vincere un Tour va bene così. Adesso ti faccio una domanda difficile, per la memoria intendo. Togli il campionato del mondo dilettanti, togli i 2 Giri d'Italia, dimmi la vittoria più bella. Puoi andare anche da bambino, Ma credo la prima. Sì, Raccontaci un po', dai, chiudiamo in bellezza. bellezza. Era l'84. Ma più per l'atmosfera. Bugno era uno di quelli che la mamma lo vedeva tornare, aveva i fiori, lui li nascondeva perché si vergognava. Tu invece? Adesso non mi ricordo, è passato troppo tempo. Eri uno che si vantava. No, normale, giusto, cioè insomma, tra l'altro avevo vinto al mio paese, a Cassano. Vedi che ti ricordi. Sì, no, adesso mi stai facendo venire in mente. Quindi la prima categoria? 84, G2. In volata? No, in volata sono sempre stato abbastanza lento. Ma almeno quella potevi vincere. Quindi in fuga. In fuga, sì. Vedete, Basso ha vinto anche una corsa in fuga, oltre alle classiche sue vittorie, che tutto 20. Per distacco. E 84. che sensazione ti ricordi? Allora, non mi ricordo, cioè, ha un significato particolare, un po' come la prima maglia rosa, la prima vittoria. Adesso la sensazione non ricordo, perché poi, guardate, alla fine più passa il tempo, più dai rivedi tutto con occhi diversi, no? Con una mentalità diversa, con anche una parte emotiva diversa. È un po' come se vuoi fare altro nella vita, no? Quindi quelle cose restano, ma cerco di dare, credo che sia doveroso per un atleta o ex atleta, non tanto raccontare quello che ha fatto, ma sì, ovvio, racconti quello che hai fatto, ma cercare di entrare un po' dentro anche da differenti angolature, no? Perché alla fine quello è una cosa che cosa c'è prima, che cosa c'è dopo, che cosa è bene non fare, che cosa è bene fare. Quindi perché per i ragazzi che si avvicinano al mondo del ciclismo devono sapere
e se riesco a dare un contributo che non sia raccontare quello che ho fatto, o meglio, raccontare solo quello che ho fatto io, ma quello che devono fare loro o dovrebbero fare loro, forse avremo un ciclismo migliore. Dove eri e come hai festeggiato la prima vittoria con la tua squadra attuale? E quella te la ricordi adesso? Quella dello Zoncolan? No, quella è stata? Della tua squadra? La prima vittoria da manager? Mi sa che non c'ero, era il Giro di Turchia con Moschetti, non ero presente. Vabbè, raccontaci quella di Fortunato, che non era una tappa banale. Eri in macchina? Ero in macchina con Zanatta. Ospite di Zanatta. E quindi gli hai detto non attaccare. No, visto che dici che sbagli sempre. No, ma questa è una storia che io sono stato, salgo in macchina con Zanatta. Che tu vinci sullo Zoncolan nel 2010, dall'altro versante vince Fortunato. Sì, con Zanatta, direttore sportivo. Sì, ecco, ma come sono stati quei chilometri? Quelli in macchina con Fortunato. Quelli in macchina con uno davanti che... devo dire che lì era primo lui è... No, è stata una bella... Allora, innanzitutto non inaspettata, perché nessuno, insomma, al mattino pensava che potesse vincere. Dopo devo dire che abbiamo iniziato a crederci, perché Fortunato comunque è un ragazzo che mostrava buone qualità. Devo dire che sono quelle coincidenze molto particolari, perché se la ripeti anche quella, allora, stesso direttore sportivo, quello che aveva vinto la gara in bici seduto in macchina insieme, il tuo corridore al primo anno della squadra al Giro d'Italia, vinci la tappa Regina, insomma, tutto insieme non era proprio... Questo vince, lo chiama Alberto Tomba, che è uno dei migliori amici del padre, e però eri lì. Dopo siamo andati quindi hai capito, e quindi hai capito, posso fare strada anche qui. Allora, quello lo vedremo, perché poi lo vedremo, nel senso che la squadra, quella è stata una vittoria ovviamente che ci ha dato grande prestigio, però ripeto, di quell'anno si ricordano per la tappa dello Zoncolan, ma ricordano la Eolo, perché la squadra era una squadra bella, che correva bene, o meglio, correva spesso bene, e quindi abbiamo cercato sempre di lavorare sul collettivo, non sull'individualità. Perché è quello in cui io credo di più, quindi continueremo a farlo con la stessa, cercando di inserire, come ho detto, il mio desiderio è quello di preparare la squadra per i ragazzi, questi ragazzi che hanno 15 anni, devono vedere qualcosa di bello, non devono vedere solo una squadra professionistica, voglio andare a correre in quella squadra perché mi piace, anche perché ora non so se hanno già Instagram, se seguono la squadra, quello che fanno, ma sanno tutto. Se gli chiedi dove corre la squadra domani, lo sanno. Chi corre domani lo sanno. E quindi noi dobbiamo usare questi strumenti che arrivano velocemente a loro nel modo giusto e raccontare qualcosa di bello che loro devono vedere come punto di arrivo, no? O punto di inizio più che punto di arrivo. A Sport Business Forum, Ivan Basso. Facciamogli un applauso. Grazie. Magari una maglia della Polti su queste montagne, su queste Dolomiti, si vedrà vincere. Sicuramente la Polti avrà dei tifosi in più dopo stasera. Vaporelle per tutti. No, questa è corruzione. Però... Scherzo.